Il sistema sanitario veneto regge le spallate del Covid. Luca Zaia fa il punto sull'epidemia e spiega la situazione. Aumentano i contagi, ma i ricoveri vengono gestiti senza criticità. Serve però prudenza per i mesi invernali. Il mio appello finale che faccio ai cittadini è quello di essere assolutamente prudenti. Stiamo entrando in una fase critica dal punto di vista stagionale. Quindi prudenza estrema. Tutto qua. Lo dico nella libertà di andare, di uscire, di manifestare, ci mancherebbe, però anche se manifesti magari lo fai in maniera, come si dice, un po' un minimo organizzato, oppure se vai a una manifestazione ti metti la mascherina. Quanto alle case di riposo, il 70% dei 30.000 ospiti in Veneto ha già avuto la terza dose di vaccino e i 98 positivi sono quasi tutti senza sintomi. Un cluster è all'IPAB di Vicenza con altri 25 positivi, ma la situazione è sotto controllo, non ci sono criticità. Infine, Zaia invita governo e comunità scientifica nazionale a decidere se autorizzare il test sierologico per tutti. Si tratta di un piccolo prelievo di sangue per misurare l'eventuale presenza di anticorpi, così da valutare al meglio l'esigenza di una terza dose di vaccino. Zaia invita il governo a dare risposte ai cittadini. Abbiamo il dovere, secondo me, di dire se si può fare un'analisi anticorpale di massa, quindi dar modo ai cittadini di fare il test sierologico, se si può fare e se ha senso farlo.